tal senso. Quello che mi preme sottolineare su questo emendamento ci sono due aspetti. Uno da un punto più di carattere sostanziale. Qua stiamo dando facoltà al Presidente della Giunta di avere una Giunta totalmente esterna, cosa che anch'io avevo accennato in Commissione, ma l'avevo accennata forte del fatto che noi stavamo proponendo come Movimento 5 Stelle e anche come minoranza il ballottaggio. Quindi il ballottaggio copiando insomma la legge dei comuni, e nei comuni gli assessori erano incompatibili con la carica di consigliere comunale. Quindi se prendevamo spunto dal ballottaggio, per coerenza doveva essere prevista anche questa possibilità per il Presidente e la Giunta. Mi è stato risposto in Commissione che c'era un aumento dei costi, però l'aumento dei costi derivato dal ballottaggio lo avete bocciato, invece l'aumento dei costi derivato da una giunta esterna va bene, quindi anche qua c'è una leggera contraddizione. Ma ce n'è una ancora un po' più piccola ma ancora più evidente in questo emendamento, no? Mi riferisco al secondo comma, cioè qua si introduce l'incompatibilità con la carica di consigliere comunale per gli assessori esterni, però a partire dalla prossima legislatura. E quindi questo mi porta a farvi questa esplicita domanda: ma perché invece per questa legislatura lo rendiamo possibile? Perché rendiamo possibile, faccio proprio l'esempio concreto anche se non ne faccio una questione personale, che il nostro assessore al turismo possa diventare dopodomani, in caso di vittoria a Treviso, sia assessore al turismo che consigliere comunale. Come farà a far bene l'assessore al turismo e anche il consigliere comunale, io mi chiedo, visto che qui andrete a votare, andrete ad escludere questa possibilità a partire dalla prossima legislatura, togliete anche la possibilità a partire da questa. Non riesco proprio a capire questa finestra ad persona, forse perché a Treviso avete talmente tanta paura di perdere che andiamo noi al governo che qualche voto in più magari può far comodo. Quindi ci tenevo a sottolineare questa contraddizione che è grande quanto un assessore esterno, l'assessore al turismo. Zanoni.